Mangio di tutto, sono stata sempre una mangiona, però adesso mi sono regolare, va bene? Le verdure sono indispensabili. Le verdure, l'uovo, così la carne non mi fa tanta passione, comunque mangio, sono una buona forchetta. Il segreto non ne ho io, solo quello di essere una persona attiva e una persona di non rinunciare a niente al mangiare. Io l'unica cosa che non ho mai rinunciato e che non ne posso fare a meno è la pasta. Io a mezzogiorno voglio la pasta, non solo, ma ora come ora io mangio pasta a mezzogiorno e pasta pure la sera. Dico, è l'unico alimento che per me non ne posso fare a meno ed è importante per me. Cosa mangio io? Tutto. La mattina comincio con l'acqua, poi ci metto un po' di caffè, poi mangio un latte con caffè. Dopo circa l'11 che devo mangiare buono tanto cose, caccio, cose, pane, le cose, perché se no a mezzogiorno non ci arrivo più. A mezzogiorno mangio, mi cucino a pasta io, mi faccio tutte cose io, mi mangio la pasticella, se capace un uovo, ci metto, lo mangio, poi mi bevo tanto di vino, un vino tutti i giorni, picca, ma tutti i giorni. La sera poi una cosa, una veduta di carne, una cosa, qualche altra cosa, tanto di vino e mi va bene, ma poi è curco. Stai fino all'11 a mezzanotte, io la sera più o meno, prima dell'11, mangiare bene, perché se non mangia bene io muore. Innanzitutto vivere così a lungo è per me guardare lontano, mai lontano, guardare lontano, ma essere invecchiato, per guardare le possibilità ai giovani che possono avere nella vita davanti. Do sempre quel coraggio di dire, coraggio, datevi da fare che ce n'è per tutti. Questo. Poi sul campo dell'alimentazione io mangio tutto, roba diciamo noi semplice. La mattina comincio per esempio con un pezzetto di con un po' di marmellata, questo è di mattina per me, perché il latte non posso mangiare. Mezzogiorno mangio un buon pasto, sempre con prodotti innanzitutto nostre. La frutta non deve mancare mai e mai deve mancare la verdura, perché sono due elementi che la carne la mangio 2 volte alla settimana, ma non proprio un mangiatore di carne, ma la mangio. Un po' di formaggio, sempre poco, e la sera restare, come le dicevo, non mai con sazietà, ma rimanere sempre con un po' di fame. E questo è il mio segreto, che mio papà mi ha imparato lui, che ha un po' 102 anni, e il segreto suo, come dicevo, era la sera restare un po' leggero. a mezzo stomaco, o mezza panza.